Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Picchiato a morte per una lite per un sorpasso, fermati 2 fratelli, il sindaco di Partinico. Bulletti di Palestra non conoscono la differenza tra la vita e la morte. Aiutateci, l'audio dei migranti del centro di rimpatrio di Trapani durante l'irruzione della polizia. 7 arresti e un'interrogazione al ministro Piantedosi. È già caos a Tormina dopo la chiusura di via Garipoli, principale strada di accesso. Ieri sopralluogo della Protezione Civile, pronta la dichiarazione dello stato di emergenza. Si blocca l'iter del ponte sullo Stretto, i cantieri potrebbero slittare al 2026. Per 3 siti di interesse comunitario le compensazioni previste dal progetto non sono sufficienti. Oltre 1.300 nuovi posti negli asili nido del Catanese, il potenziamento finanziato con i fondi del PNRR. Tuccio Musumeci torna a teatro con Piccolo Grande Varietà, tra paillette, canzoni e balli. Calcio, vittoria Scaccia, crisi per il Palermo che si impone 2-1 sul campo della Salernitana. Per i rosanero gol di Brunori e poi Ciampalo. E ancora in calcio Serie C, il Catania si aggiudica il derby al provinciale contro il Trapani e centra l'8° risultato utile consecutivo per il Grenata in piena crisi e la 6ª sconfitta consecutiva. Antonini esonera Torrente, decisione inevitabile. A Partinico una lite in strada è finita in tragedia. Un uomo di 45 anni è morto dopo essere stato pestato, preso a botte da 2 fratelli davanti alla moglie e al figlio. Sentiamo Marco Cullà. Picchiato selvaggiamente per una lite in strada. È morto così a Partinico, in provincia di Palermo, un uomo di 45 anni, Gioacchino Vaccaro. Faceva il fruttivendolo in via Vallone, oggi chiuso per lutto. Ad ucciderlo 2 fratelli, Antonino e Leonardo Failla, di 43 e 30 anni, arrestati con l'accusa di omicidio preterintenzionale. I contorni della tragedia si fanno via via più chiari. Nel primo pomeriggio di ieri la famiglia Vaccaro si trova in macchina in via Giuseppe Avallone. Stanno rientrando a casa dopo il pranzo della domenica a casa dei suoceri. Sopraggiunge in auto uno dei fratelli Failla in compagnia dei familiari. Inizia a protestare perché i Vaccaro procedono lentamente. Dalla macchina del fruttivendolo parte un rimprovero. I fratelli fermano la corsa. Nel frattempo è sopraggiunto anche l'altro Failla con i familiari. Tornano indietro e scoppia una rissa. Il fruttivendolo e il figlio vengono picchiati selvaggiamente. L'uomo di 45 anni alla peggio muore qualche ora dopo in ospedale. Via Bixio, è qui che si è consumato il pestaggio in cui ha perso appunto la vita l'uomo di 45 anni. Una signora ci racconta di avere visto tutto. Ma vedevo che si picchiavano, ma non è che potevo vedere chi picchiava di più, chi picchiava di meno, non è che... C'erano anche altre persone presenti oltre a lei, signora? Ma no, passavano i cristiani ma sentivano il cano, non potevano passare e giravano di qua dove siete per ora voi, se ne andavano. Soltanto una persona si è fermato che forse le conosceva. Cercava di dividere, ma anche quello stava lontano perché ognuno si scanta, giustamente, dice ammazza la mia. Perché ormai da tua camminare tutte armate. Sarà l'autopsia a stabilire se le cause del decesso siano state le lesioni interne provocate dai colpi oppure un problema cardiaco. Ma già tutto il popolo qua di Partinico vi può dire chi era. Lavoratore, con i figli educatissimi, Uno lavora all'ospedale, l'altro va ancora a scuola, si sta laureando pure, cioè ragazzi, c'è Partinico che può parlare, quindi. E per Partinico parla il sindaco del paese in preda allo sgomento e alla rabbia. Non conoscono la differenza tra la vita e la morte, il suo commento. Sentiamo Eva Spampinato. Tutti questi bulletti che vanno in palestra, arrivano e si sentono di essere padri eterni senza che riescano a capire il valore della vita e soprattutto non si rendono conto che basta un pugno per uccidere una persona. Il confine tra la vita e la morte non lo conoscono. Usa parole dure il sindaco di Partinico Pietro Rao il giorno dopo la morte assurda e inaspettata di Gioacchino Vaccaro, padre e lavoratore ben voluto nel suo paese e per la cui scomparsa sono ancora tutti sconvolti. È il segnale di un degrado sociale e culturale che ormai ha raggiunto limiti
insostenibili. Rao punta il dito contro i bulli e la banalizzazione della violenza, quella stessa violenza che a gennaio dell'anno scorso aveva ucciso un altro ragazzo di Partinico, Francesco Bacchi, 20 anni, anche lui morto nell'ospedale di Partinico dopo un pestaggio con raffica di pugni in testa all'uscita da una discoteca di Balestrate. Viviamo nell'angoscia di pensare sempre che poteva succedere a chiunque. Futili motivi, perché cosa? Perché uno viene rimproverato, siamo alla follia totale. Il sindaco chiede l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Non significa niente se sono incensurati, vengono da famiglie dove probabilmente questi ragazzi sono stati lasciati soli, non lo so. La società ha il diritto di interrogarsi su queste cose, nulla nasce per caso e la società una responsabilità ce l'ha, soprattutto le famiglie. Padre Vito Bongiorno fa eco alle sue parole. Dobbiamo soltanto interrogarci, soprattutto noi adulti, su come affrontiamo l'educazione nei confronti dei nostri figli e dell'autocontrollo. Nel Messinese svolta nelle indagini su un omicidio avvenuto oltre 12 anni fa. I carabinieri del Ross hanno arrestato 2 persone, rispettivamente a Barcellona Pozzo di Gotto e in provincia di Siena, accusate di aver ucciso il 1° gennaio del 2013 Giovanni Perdichizzi. L'accusa è che avrebbe trattenuto per sé parte dei proventi delle estorsioni. E adesso sentiamo insieme l'audio dei migranti che urlando durante un'irruzione al CPR di Trapani, il centro per il rimpatrio. Su questa situazione c'è un'interpellanza al ministro Piantedosi mentre 7 migranti sono stati arrestati. Laura Spanò. Aiuto! Aiuto! Diventa una interpellanza di cui primo firmatario è Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, un video che in questi giorni sta facendo il giro dei siti online, nel quale da una inquadratura fissa su una parete o un pavimento si possono ascoltare grida d'aiuto e il frastuono dell'irruzione della polizia e dei colpi di manganello. Il video risale allo scorso lunedì 24 marzo e secondo l'interpellanza è stato ripreso all'interno del CPR di Trapani Milo, dove dallo scorso sabato 22 marzo, in seguito all'ennesimo atto di autolesionismo commesso da un uomo tunisino che ha tentato di togliersi la vita, le 130 persone in attesa di rimpatrio nel loro paese, così come prevede un accordo Italia-Tunisia e trattenute in detenzione amministrative, avevano iniziato uno sciopero della fame. Vogliamo sapere dal governo e dal ministro Piantedosi se sono a conoscenza di questi fatti e se intendono accettare con urgenza i motivi per cui a fronte di una pacifica protesta siano stati utilizzati metodi violenti per reprimerla con brutalità, scrive Fratoianni. Nell'interpellanza viene chiesto di sapere dal governo se non intenda riconsiderare la scelta di rafforzare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri, che si confermano sempre più luoghi di segregazione e discriminazione, dove la sfera dei diritti dei migranti reclusi viene illegittimamente compromessa, prevedendo al contrario il loro superamento in favore di un sistema di accoglienza diffusa. Intanto ieri sera la polizia ha arrestato 7 immigrati tunisini accusati di violenza, minaccia, lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti aggravati che si trovavano all'interno del CPR. Torniamo a Catania, oltre 6 kg di droga e un vecchio fucile da caccia sono stati sequestrati dalla polizia in una piccola grotta nel quartiere San Giorgio. Grazie al fiuto dei cani antidroga sono stati scovati oltre 5 kg di marijuana e 1 chilo di hashish nascosti tra pietre e vegetazione. A Marsale invece i carabinieri hanno arrestato 2 giovani per detenzione di armi clandestine, furto e ricettazione, sequestrate anche cocaina e crack. Ed è già caos dai primi giorni di chiusura della via Garipoli, la principale strada di accesso per Taormina e Castelmola. Ieri sopralluogo della Protezione Civile. Sentiamo Francesco Triolo. Era previsto, quasi scontato, la chiusura al transito della via Garipoli ha comportato già nei primi giorni disagi e difficoltà oltre al caos viario. Sarà così per altri 108 giorni, sino a luglio, un'emergenza vera e propria dovuta ai lavori per mettere in sicurezza il costone nell'ambito della costruzione della nuova stazione ferroviaria
della linea Giampilieri Fiumefreddo. Ieri sopralluogo del dirigente della Protezione Civile regionale Salvo Cocina insieme al sindaco Cateno De Luca, che appronta la delibera con la richiesta della dichiarazione d'emergenza per Taormina, così da approntare un piano straordinario per l'individuazione delle soluzioni necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, problema di sicurezza riscontrato anche da Cocina, ed evitare il tracollo del sistema produttivo di Taormina e Castelmola. Il presidente Schifani ha già garantito il suo sostegno ed è allo studio un piano di misure di emergenza a brevissimo e breve periodo per garantire sia una viabilità alternativa, sia parcheggi scambiatori a bassa quota per limitare il numero di auto e di bus turistici che salgono in centro e ridurre i rischi, garantendo la continuità delle attività economiche. Uscendo dal casello autostradale di Taormina, infatti, per raggiungere il centro si deve percorrere una stradina tortuosa con rapide pendenze e curve trappola. Il piano straordinario della viabilità infatti dirotta autovetture, furgoni e piccoli camion sul bypass Sant'Antonio sotto i viadotti autostradali, ma i problemi sono stati tanti, a cominciare dalla sosta dei bus sulla statale 114, sino alle navette private più piccole che sono arrivate fino a Porta Messina per scaricare i turisti. L'ATM di Messina presterà al comune una decina di mezzi, ma intanto le conseguenze della chiusura della via Garipoli si sentono in tutta la Riviera. Questa è la situazione diffusa sui social da alcuni cittadini a Giardini Naxos, con il lungomare questa mattina completamente bloccato. E si blocca l'iter del ponte sullo Stretto, i cantieri potrebbero slittare al 2026, ci spiega perché Luca Ciliberti. L'iter per l'approvazione del ponte sullo Stretto è in stallo. Nonostante gli annunci del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, il progetto non ha ancora ottenuto l'autorizzazione ambientale e non può essere approvato al CIPES. Il CIPES è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile e la sua approvazione è molto attesa dal governo perché è l'ultimo passaggio indispensabile in vista dell'apertura dei cantieri. Il problema principale riguarda 3 siti di interesse comunitario per cui le compensazioni ambientali previste sono insufficienti. Serve una deroga della Commissione europea che richiede una risposta formale e non è ancora chiaro se la società Stretto di Messina debba solo comunicare le compensazioni in deroga oppure se la Commissione europea debba anche autorizzarle. Nel secondo caso i tempi si allungherebbero ulteriormente. L'amministratore delegato Pietro Ciucci ha confermato che i lavori potrebbero iniziare solo nel 2026 partendo con opere complementari. Il progetto ponte aveva ricevuto già 280 osservazioni dal rischio sismico all'analisi costi-benefici, dai rischi inquinamento a quelli relativi ai fenomeni ambientali. E dopo che la società aveva risposto a tutte le osservazioni, lo scorso novembre la Commissione ha infine approvato il progetto con alcune prescrizioni relative proprio all'impatto ambientale, gravoso in particolare proprio su questi 3 siti protetti riconosciuti a livello europeo. Per questo motivo la Commissione ha chiesto alla società di studiare misure di compensazione ambientali più dettagliate e di comunicarle proprio alla Commissione europea. Le compensazioni sono state presentate al Ministro dell'Ambiente, mentre la comunicazione alla Commissione europea non è stata ancora mandata. 20.000 addetti, un contratto scaduto e le aziende che si rifiutano di rinnovarlo. Scendono in piazza i lavoratori delle telecomunicazioni a Palermo. Maglio Viola. Scioperano gli addetti alle telecomunicazioni a Palermo, una manifestazione partecipata, quella andata in scena, per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto a dicembre, rispetto al quale però non sembrano esserci intenzioni da parte delle grandi aziende committenti. Una situazione con pochi precedenti, quella che si è creata con i datori di lavoro che disertano i tavoli di confronto per questioni prettamente economiche. Chiaramente questo è un settore che è in crisi da diversi anni, purtroppo era iniziata la trattativa, abbiamo presentato la nostra piattaforma di rivendicazione già a novembre, quindi prima della scadenza del contratto a dicembre, e purtroppo la trattativa si è arenata sulla parte economica. Grandi committenti come TIM e Wind 3 hanno disertato il tavolo e adesso ci ritroviamo qui a dover manifestare perché stiamo lottando per riavere il nostro contratto di lavoro. I lavoratori del settore chiedono alle forze politiche di intervenire sulle aziende per farle tornare al tavolo delle trattative. Chiediamo, pretendiamo, tra virgolette, che le forze politiche si attivino e stiano anche dietro alle telecomunicazioni. Non si può soltanto fare politica delle chiacchiere, ma abbiamo la necessità che dalle chiacchiere si passi alle parole. Una mediazione istituzionale al momento sembra l'unica strada percorribile per risolvere questa vertenza.
Aveva organizzato un complicato sistema di autoriciclaggio anche attraverso piattaforme di criptovalute con una banca a sede in Lituania. L'obiettivo: non dichiarare ricavi per oltre 12 milioni di euro con conseguente evasione di imposta di 5 milioni e mezzo. Adesso all'imprenditore Sergio Virgillito, titolare di una ditta di Paternò di contratti energetici e telefonici, la Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato beni per oltre 2 milioni di euro. Mentre l'azienda sanitaria di Trapani faceva registrare un vergognoso ritardo nell'esame di oltre 3.000 campioni istologici con 200 tumori diagnosticati in ritardo, nel frattempo si premurava a spendere oltre 100.000 euro per promuovere la sua immagine. La denuncia è di Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, che prepara un'interrogazione parlamentare. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Oltre 1.300 nuovi posti negli asili nido del Catanese, il potenziamento contenuto in un piano del PNRR. Sentiamo Roberta Lunghi. Oltre 1.300 nuovi posti nei nidi comunali di ben 34 comuni del Catanese. Un'occasione storica per la città di Catania, ad esempio, in cui solo 12 bambini su 100 sotto i 3 anni trovano posto in un nido pubblico. Sono i numeri che rendono ancora più ghiotta l'occasione fornita dal nuovo piano per l'infanzia contenuto nel PNRR, che promette investimenti per oltre 31 milioni di euro. Il conto alla rovescia, però, è ormai agli sgoccioli, perché entro il 3 aprile gli enti locali dovranno rispondere alla chiamata per potenziare radicalmente l'offerta di asili nido nella provincia di Catania. Riteniamo che sia un'opportunità preziosa da cogliere necessariamente per colmare il gap tra il numero dei posti pubblici disponibili e la richiesta. 240 posti sono destinati alla sola città di Catania, con un ulteriore stanziamento di 5,76 milioni. Il comune, con oltre 10.000 bambini nella fascia 0-3 anni, attualmente non riesce a soddisfare del tutto la domanda, ben lontana dall'obiettivo del 33% fissato per il 2027. Gli asili, come tutti i servizi e le strutture per l'infanzia, sono uno strumento fondamentale per incoraggiare la donna ad entrare e a permanere nel mondo del lavoro. Nel Catanese solo il 27% delle donne lavora, percentuale che scende al 17% nelle aree interne. Nel 2023 490 donne si sono dimesse dopo la nascita del primo figlio, numeri che raccontano una conciliazione tra maternità e lavoro ancora tutta da costruire. Si è sentito male mentre cucinava ed è finito sui fornelli accesi. Tommaso Crusca, di 85 anni, di Buccherine, siracusano, è morto così. Non è ancora chiaro se il decesso sia avvenuto per il malore o in seguito alle ustioni causate dalle fiamme. Ambasciatori della sicurezza, centinaia di alunni a lezione di educazione stradale nella sede ANAS di Catania. L'obiettivo è diffondere il rispetto delle regole. Tonino De Mana. Sulla moto cosa si indossa? Il casco. Il mancato utilizzo del casco, l'uso di alcol, droghe e cellulari alla guida sono le principali cause di morte sulle strade e per questo motivo le campagne di sensibilizzazione assumono un doppio significato. Appuntamento di buon mattino all'ANAS di Catania per una lezione sulla sicurezza a centinaia di alunni, docenti, la polizia stradale ed il personale ANAS. Buone pratiche dal basso affinché gli studenti possano veicolare il messaggio anche agli adulti. Abbiamo spesso riscontri di questo fatto, incontrando anche i genitori che ci dicono dopo aver trascorso una giornata con voi, mio figlio mi ha detto mamma allaccia la cintura, papà metti il casco e soprattutto non usare il telefonino. A casa si parla di sicurezza stradale, lo chiediamo al sindaco di Mister Bianco Corsaro. Evitiamo di farci rimproverare in questa maniera dai ragazzi, agli altri dico che c'è modo e tempo per parlare col cellulare, certamente non in strada perché si rischia la propria vita e si mette a repentaglio l'incolumità degli altri. Ma le nostre strade sono all'altezza o rappresentano un pericolo? Bisogna assolutamente ridurre il gap infrastrutturale tra nord e sud. E soprattutto ridurre anche i tempi, perché ci sono troppi cantieri Lumaga e mi riferisco alla 19. Sì, ma infatti il Presidente della Regione Schifani da quando è commissario sta mettendo molta attenzione, speriamo che si possano chiudere quanti più cantieri nel primo tempo possibile perché è indecoroso ancora essere in una situazione tale. Le strade siciliane sono sicure, paghiamo forse qualche anno in cui
cui gli investimenti non sono stati in ragione delle prospettive di sviluppo. Tutti i ragazzi sono stati nominati ambasciatori della sicurezza nell'ambito del progetto ribattezzato Eroi sulla strada, in viaggio con Nico. Siamo agli spettacoli. L'inossidabile Tuccio Musumeci torna a teatro con uno dei suoi spettacoli più acclamati, Piccolo Grande Varietà. Lo ha sentito Adelaide Barbagallo. Ci apre le porte di casa e ci mostra i manifesti dei suoi film, ma sono solo alcuni. Affabile, esilarante, amatissimo dal pubblico, l'inossidabile Tuccio Musumeci ha calcato i maggiori palcoscenici nazionali e internazionali. Apprezzato al cinema e nel piccolo schermo, torna al Teatro Brancati di Catania con uno dei suoi successi, Piccolo Grande Varietà, per condurre gli spettatori in un affascinante mondo fatto di paillette, lustrini, canzoni, balli. Siamo stati 12 giorni a Palermo con un successo immenso, poi 6 giorni ad Agrigento allora, poi lo voleva anche Trieste. Quando io dissi Madonna, ora rispondono tutti i vecchi, si ruotano cose, fu al contrario, erano i giovani che si buttavano i vecchi perché non conoscevano questo mondo. Sornione dice di essere stanco di fare teatro. Io in età che ancora l'altro non capiscono, cioè gli impresari, i cosi, sembra che ancora sono giovincello, va bene, io 90 anni li ho toccati, che cosa aspettano da me? Che muoiono un palcoscenico oppure che sono già rincoglionito un pochettino. Alla sua età preferisce le fiction, tra queste Macari. Io mi sto divertendo invece, tra film che ho fatto, sceneggiati, mi viene più facile oggi fare queste cose. Pluripremiato, Tuccio Musumeci ha una memoria formidabile, racconta aneddoti di vita e di professione. Quando era stato nato io veramente era dall'Australia, perché mi divertivano i canguri. Io buttassi come vigile urbano a Catania. Un abbraccio. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo poi con la pagina sportiva per parlare della doppia vittoria di Palermo e Catania. Siamo alla pagina sportiva, al calcio, vittoria scaccia e crisi per il Palermo che si impone 2-1 sul campo della Salernitana. Sentiamo Marco Gullà. Al Palermo la sosta porta bene, così dopo 2 settimane decisamente turbolente i rosanero sbancano la Recchi di Salerno, 2-1 alla Salernitana e 3 punti che permettono alla formazione di Dionisi di fare un blitz in zona playoff. Una partita decisa nel primo tempo grazie ai gol di Brunori e Poyampalo, poi nel finale di match la rete della Salernitana con Amatucci, ma questa volta il Palermo non subisce la rimonta e porta a casa 3 punti d'oro che valgono il 7° posto in classifica. Nel primo tempo i rosa appaiono inizialmente contratti, quasi impauriti, ma dura poco. Con il passare dei minuti la consapevolezza cresce e il gioco del Palermo ne giova. Rosanero che collezionano occasioni clamorose, Segre sbaglia da 2 passi, Brunori e Poyampalo vanno vicini al gol, ma è solo il trailer al gol che arriva al 27°, schema su punizione, palla a Brunori che confeziona un arcobaleno che si spegne all'angolo e vantaggio Palermo. Rosanero padroni del campo, Salernitana spaesata e senza corrente. Prima dell'intervallo un'azione magistrale rifinita dallo stesso Brunori e finalizzata in gol da Poyampalo regala il 2-0 alla squadra siciliana. Ripresa, il Palermo abbassa i giri del motore, la Salernitana costruisce 3 occasioni limpide, prima in avvio di secondo tempo una rete di Tonghia annullata per fuorigioco, poi con Verde che al 27° della ripresa scheggia la traversa, infine ancora con Verde ma Audero fa buona guardia. Poi nel finale la rete di Amatucci, ma il Palermo controlla lo score e alza le braccia al cielo. Nel primo tempo siamo stati veramente bravi, il secondo era normale subire un po' la loro forza, la loro foga, dovevano fare giocare il tutto per tutto, l'abbiamo contenuti bene, peccato aver preso il 2-1 in una situazione abbastanza comoda per noi perché abbiamo preso il gol su un cross da sicuramente un giocatore bravo, ma per struttura no, però insomma portiamo a casa un ottimo risultato e un'ottima prestazione. E domenica al Barbera arriva il Sassuolo. Il Catania domina il derby con il Trapani, soprattutto nel secondo tempo. I rossazzurri adesso sono quinti in classifica. Marco Carli. Funziona tutto nel Catania di Trapani, la tenuta e il cinismo nel primo tempo, oltre che le qualità balistiche dimostrate da Armando Anastasio, bomba di sinistro che lo stesso giocatore del Catania giudica giustamente fra i suoi migliori gol della carriera. Ma no, credo ho fatto 2 più belli credo a Monza, però questo è uno importante, mettiamolo sul podio.
La rete del difensore, la terza nel torneo dopo quelle realizzate con Juve Next Gen e Foggia, oltre a essere di pregevole fattura, serve a sbloccare l'incontro che a quel punto diventa un monologo rosso-azzurro. Gli etnei vanno in difficoltà solo in alcune fasi del primo tempo sulla velocità di Ciuferri, ma limitano Natriello e lasciano al Trapani un solo tiro in porta. Poi dilagano nella ripresa. Di Tacchio, titolare e grande protagonista del match, serve al meglio Lunetta. Il Trapani cade nell'ennesimo errore mentre il giocatore del Catania ribadisce con un pallonetto preciso quanto può essere decisivo. La panchina dei rossazzurri esulta e sa che il più è fatto. E questa consapevolezza, questa forza di gruppo, questa forza di squadra, l'aver recuperato dei giocatori che ti permettono di avere qualche situazione di ricambio in più. Gli etnei collezionano occasioni e dopo averne fallite alcune, anche clamorosamente, trovano la rete del meritato 3-0 con Frisenna, imbeccato al meglio da De Paoli. Tutto ha funzionato, gioisce anche Pelligra, presente al provinciale. Catania in classifica quinto da solo in virtù dei pareggi di Benevento e Potenza. Domenica al Massimino c'è l'Avellino, altro test, il più difficile. Il Catania visto a Trapani è pronto. Il Trapani precipita nel caos, sentiamo Franco Camarasana. Al peggio non c'è mai fine, dice il proverbio, e per il Trapani continua il calvario di una stagione nata male e che bene non può sicuramente finire, visti i propositi iniziali. Dopo la sconfitta col Catania, facilmente prevedibile alla vigilia, come facilmente è stata poi ottenuta, il presidente Antonini ha esonerato Vincenzo Torrente, dato che il tecnico, malgrado le 6 sconfitte di fila, non ne ha voluto sentire di dimettersi. Purtroppo è una decisione che dobbiamo prendere, lui tanto non si dimetterà mai, l'ha detto, perché è convinto di star facendo un ottimo lavoro portandoci quasi in Serie D, e quindi purtroppo è una decisione che a questo punto deve prendere la società. Beh, se vedete come si impegna e gioca il Messina, come ci impegniamo e giochiamo noi, la matematica ancora ci dà che dobbiamo fare per essere sicuri 4 punti, io oggi non ho la minima sicurezza che faremo 4 punti da qui alla fine. Da domani ad allenare la squadra tornerà Totò Aronica, sollevato dall'incarico l'11 dicembre scorso per far posto ad Ezio Capuano, altra meteora transitata velocemente sulla panchina del Trapani, giusto il tempo per fare altri danni di quanto non erano stati fatti in precedenza. Al presidente Antonini, che paga a caro prezzo danni provocati dagli stesso e da chi gli è stato attorno, non rimane che fare tesoro dell'esperienza maturata e guardare alla prossima stagione. E vi lascio adesso ad Anteprima Corner condotto da Angelo Gagliano. Per noi è tutto, grazie a tutti, un buon pomeriggio.